La mostra sta andando veramente molto bene, file soprattutto il 26 di dicembre. Per essere stata aperta diciamo da 16-18 giorni, la mostra sta piacendo molto e ne siamo molto felici. Va soprattutto tanto bene, piace il biglietto aperto e tantissimi panettoncini regalati per Natale, non solo perché prosegue, quindi evidentemente è un regalo apprezzato. E devo dire che è il messaggio che mi piace di più. Tante aziende che hanno regalato il panettone e il biglietto aperto ai loro clienti o ai loro fornitori, e penso che sia un messaggio molto bello di regalare la cultura, ma anche un grande segnale di amore per la propria città. Sono stati oltre 2500 i visitatori della mostra alla Fabbrica del Rinascimento, registrati dall'11 dicembre, giorno dell'inaugurazione, fino a Santo Stefano, che è stata la giornata più gettonata, con 475 ingressi. Tantissimi gruppi, questo sicuramente sia dalla città, della provincia, ma anche fuori. Ieri c'erano anche degli stranieri e vengono soprattutto dal nord Europa, devo dire, come sensazione. Tantissime famiglie, anche i bambini apprezzano molto la mostra, sicuramente piace l'idea dei maialini, ma poi quest'anno c'è l'audioguida pensata apposta per i ragazzi. Confermata con determinazione la volontà di proporre la seconda esposizione del ciclo delle grandi mostre dedicate al Rinascimento a Vicenza, nonostante il difficile momento dovuto alla pandemia. L'obbligo del Super Green Pass per poter visitare anche i luoghi della cultura potrebbe limitare quello che finora si è rivelato un vero e proprio boom di presenze. Si può parlare di un boom, assolutamente, noi speriamo che il trend continui rispettoso delle regole e delle difficoltà. Non abbiamo avuto nessun tipo di problema, di lamentela, di segnalazione. Chiaro, ci aspettiamo in qualche modo una contrazione dal 10 gennaio, quando entra in vigore il Green Pass rinforzato, però noi siamo pronti ad accogliere le persone sperando che ci sia un senso civico e di responsabilità anche e soprattutto da chi in qualche modo ama la cultura.